Ciao, sono Enzo, ho 30 anni e sono 3 giorni e 3 ore che non vado su Facebook. Bravo Enzo, bravo. Ciao, sono Monica, ho 25 anni e sono 4 giorni che non vado su Facebook. Brava Monica, brava. Oggi voglio condividere con voi che io non so più che fare per non andare su Facebook. Addirittura qualcuno mi ha detto vai da San Gennaro che ti fa la grazia. E l'ho fatto. Mi sono preparata, sono entrata in chiesa, mi sono inginocchiata davanti alla statua e gli ho chiesto la grazia. E dopo? Ci ho chiesto pure l'amicizia. Invece io ieri ho parlato con mia madre e lei mi ha detto ti devi togliere il vizio di Facebook. Io gli ho detto solo se tu ti togli il vizio del fumo. Lei mi ha detto solo se tuo padre si toglie il vizio del gioco. Mio padre mi ha detto solo se tuo fratello si toglie il vizio delle canne. Alla fine? Ci hanno tolto vizio di parlare. Anche mia madre mi ostacola, però io la amo per questo. Infatti a volte l'abbraccio improvvisamente da dietro, altre volte le cade ai piedi, altre volte aiuto a mettere la cera. Brava. Prima o poi attaccare. Io a causa di Facebook mi sto perdendo le cose importanti della vita. Infatti io non bevo, non fumo, non mi drogo, non rubo, ma loro sono proprio non mi merda. Ma devi dire così, ya, domani ci facciamo una canna. No, non fumo. Allora ci ubriachiamo. No, so a Stefano. Allora andiamo a rubare una macchina. No, non guido. Allora sì, proprio non mi merda. Stai calma, adesso basta, dobbiamo smettere. Sì. Hai ragione. Oh merda, persona le cui qualità morali sono paragonabili agli escrementi ed allo sterco. Ma che poi chi stato a me merda? Basta, dobbiamo smettere. Sì, hai ragione, bravo. Bravo Enzo, bravo. Io però una cosa importante già l'ho fatta. Che hai fatto? Per non stare tutto il giorno davanti al computer mi sono iscritto all'università. Belle, che facoltà? Informatica. Io invece per distrarmi da Facebook sono andata anche in vacanza alle Maldive. Però pure lì tutto mi ricordava la pagina di Facebook. La sabbia bianca, il mare blu. Ma come devo fare? La barcatura, sabbia nera e mare marrone. È finito il tempo, ci vediamo la settimana prossima. Sì, pure perché io ci provo a cambiare vita, ma non ci riesco. Stanotte ho avuto una brutta crisi. Erano le 3 per scappare da Facebook, sono sceso in strada.